È sempre più stretta la rete tra istituzioni e associazioni per aiutare e sostenere le vittime di violenza. A Mogliano, nella stazione dei Carabinieri, inaugurata la stanza Tutta per sé, la sesta, nella Marca. È importante sia perché non è fonte di ulteriore disagio psicologico, come potrebbe essere trovarsi in un ambiente oggettivamente arcigno, sia perché mettendo a proprio agio le vittime di questi reati agevola le indagini, agevola l'assunzione di informazioni dalle vittime stesse e quindi c'è un vantaggio anche per lo sviluppo delle indagini. I casi intanto segnano una leggera flessione rispetto al 2021 di circa il 19%. Sono 380 i casi spia denunciati nella provincia di Treviso quest'anno. I dati segnano un arretramento rispetto ai dati del 2021 e del 2020, che erano gli anni caratterizzati dalla pandemia, quindi inevitabilmente da un incremento significativo, e si riattestano con un lievissimo incremento, credo sia del 2-3% sui dati del 2019, che è l'anno prepandemico. Le denunce più numerose riguardano gli atti persecutori e i maltrattamenti in famiglia. È importante aiutare le vittime ed accompagnarle fino alla denuncia. In realtà la denuncia è fondamentale, quindi per noi è prioritario far capire che sì, l'obiettivo è quello di avere degli spazi accoglienti in cui il percorso di denuncia è agevolato, ma è anche dire avvicinatevi perché dovete sapere dove andare. 1522, il numero antiviolenza, perché ancora troppi sono i casi, troppe le vittime. Ce ne sono tanti, ricordiamo tutti anche l'episodio di Marta Novello, insomma, e questo diventa proprio un luogo dove ci si può sfogare, si possono denunciare fatti di violenza subiti. Presto sarà inaugurata una settima stanza. Ce ne sarà anche una settima probabilmente per la compagnia di Montebelluna, in cui sono in corso dei lavori e che a breve sarà presentata. Insomma, quindi tutte le articolazioni più importanti del Comando Provinciale di Treviso e i 7 capoluoghi più numerosi avranno una stanza tutta per sé.